Oggi Oristano diventa capitale per una mattinata del mondo Special Olympics per quel che riguarda ovviamente la Sardegna, una manifestazione importante che ha portato tanti ragazzi sugli spalti ma anche tanti ragazzi in campo. Questo ovviamente è la cosa più importante. Abbiamo visto ragazzi speciali, ragazzi normodotati che lavorano e si divertono insieme. Sono ragazzi speciali tutti quanti, sia i ragazzi che accompagnano i ragazzi con piccole disabilità, sono disabilità di tipo intellettivo, di tipo motorio. Abbiamo visto la grande azione fatta dagli stessi compagni di classe e il grande coordinamento dei dirigenti scolastici e dei docenti che hanno programmato e organizzato queste attività. Dietro tutto questo c'è un grande lavoro, in particolare anche la collaborazione delle famiglie dei ragazzi e degli studenti, col risultato che alla fine diventa una festa dell'integrazione. Professore, le chiedo una battuta, è un tema un po' particolare, un po' caldo. Nei nostri giorni ormai si sente sempre più spesso di situazioni un po' particolari all'interno della scuola con i ragazzi, con i genitori. Ci sono stati degli episodi che ovviamente hanno fatto clamore, ma io penso che invece una giornata come quella di oggi, e questo è il risultato più bello per far capire comunque a tutti che il mondo della scuola dovrebbe essere un mondo ancora, diciamo così, intatto da certe cose. Ma guardi, spesso fa più notizia un'azione non corretta, un'azione di alcuni bulli all'interno della scuola, piuttosto che 100 belle azioni che vengono realizzate in un contesto scolastico. Queste manifestazioni sono il segnale che la scuola lavora, che gli studenti lavorano e che gli obiettivi educativi e formativi e in particolare didattici si raggiungono anche attraverso queste manifestazioni. Quindi la scuola continua a lavorare, la scuola continua a fare il proprio mestiere. È chiaro che non tutte le famiglie e tutti i ragazzi collaborano a questo obiettivo. Siamo qui con Giulia Cianciotto della Special Olympics. È sporco, grazie, me lo stai pulendo. Questa è la pancia, però Giulia, mi stai toccando la pancia, ce l'ho grande, non ci posso fare niente. Ascolta, tu sei dell'associazione Sea Scout di Marrubiu, fai nuoto, mi hanno detto che sei bravissima, ma oggi soprattutto sei qua con la scuola perché tu sei del liceo artistico. Quindi ti piace questa giornata? Sì. Cosa ti è piaciuto? Sì. Mi è piaciuto il basket. Quindi hai giocato a basket, giusto? Sì. Ma ti piace di più il basket o il nuoto? Basket. Quindi bisognerà rivedere qualcosina, mi sa, in queste attività, perché se ti piace di più il basket, meglio fare basket, giusto? Ascolta, hai fatto amicizia con tanti ragazzi oggi? È canestro? Sì. Hai fatto canestro? Sì, sei bravissima allora. Ascolta, dicono Giulia, mi dicono che non è vero, ma noi facciamo finta di niente e noi diciamo che Giulia invece ha fatto canestro. Sì. Sì, se lo dice Giulia noi ci crediamo. Sono le bugie bianche, queste sono le bugie bianche e quindi vanno benissimo. Noi siamo qui anche con i genitori al suo fianco. Giusto una battuta, lo chiedo a lei. Cosa rappresenta per voi genitori ovviamente una giornata come quella di oggi, per voi genitori e soprattutto per Giulia? Per lei è molto importante perché l'integrazione secondo me è la cosa fondamentale per chi ha la disabilità. Per cui che ben vengano queste giornate di sport. Essere di più di giornate come queste. Emilio Chessa, responsabile dell'ufficio sostegno alla persona del MIUR di Oristano. Innanzitutto benvenuto in una giornata così importante con l'affiancamento della Special Olympics, con una giornata dedicata all'inclusione che ovviamente diventa una giornata importantissima, una giornata bellissima. Beh, credo proprio di sì. Queste manifestazioni
danno il segno anche di quanto la scuola stia lavorando per l'inclusione. Ora il termine inclusione sta diventando molto di moda, a volte diventa soltanto un enunciato, ma questi tipi di manifestazioni danno il senso veramente della partecipazione di una pluralità anche di soggetti che lavorano nella scuola, perché ci sono gli insegnanti curriculari, ci sono gli insegnanti di sostegno, ci sono gli alunni che in qualche modo rappresentano quella diversità, no? Cioè all'interno della scuola che danno un valore aggiunto, cioè proprio alla partecipazione nello sport. La cosa importante è non coltivare l'episodicità, ma coltivare la quotidianità, cioè nel senso che deve rappresentare uno dei tanti momenti nella comunità scolastica che lo sport aderisce perfettamente a quelle che sono, cioè le aspirazioni anche dei bambini. Certo, la diversità, dicevo, rappresenta un valore, oggi nelle competizioni che sono svolte ha prevalso uno spirito sì competitivo, però di grande attenzione alla diversità, che rappresenta appunto un momento anche di coesione e di superamento anche di quelle resistenze che a volte nello sport si hanno per quelli che non ce la fanno subito. Le chiedo una domanda un po' diciamo particolare. In un mondo come quello attuale, dove ovviamente parliamo di bullismo, parliamo di tante situazioni dove comunque le diversità non fisiche soltanto, ma diversità anche di pensiero, le diversità culturali, tante diversità la stanno facendo un po' da padrona. Oggi vedere tutti sullo stesso piano, tutti sullo stesso campo, penso che sia un bel segnale, soprattutto un segnale forte, come ha detto Tore Melis, il responsabile del MIUR. Fa più notizia una notizia di bullismo piuttosto che tante buone azioni o 100 azioni in questo senso qua, in questo campo qua. Beh, certamente la notizia eclatante di un caso di bullismo riempie i media e naturalmente la gente forse anche più golosa di questo tipo di notizie, però è vero che nella scuola si stanno moltiplicando le iniziative come queste, cioè si stanno moltiplicando tutta una serie di percorsi formativi che sono fondamentali per la crescita e l'inclusione dei ragazzi, cioè il fenomeno del bullismo, il fenomeno di violenza sono fenomeni che tutto sommato sono marginali. Chi invece fa azioni come questa, cioè forse non avrà l'apertura mediatica, però credo che dia un contributo fondamentale alla comunità scolastica. Ultima battuta, ci sono tante scuole oggi rappresentate qui a Oristano, vi chiedo come ovviamente riuscite ad organizzare poi tutte queste attività, tutte queste manifestazioni, perché ricordiamo diventano importanti anche per gli stessi docenti. Beh, i docenti naturalmente sono il perno di tutta questa organizzazione, gli uffici scolastici fanno la loro parte, però diciamo che effettivamente ci sono i docenti sia di sostegno sia curriculari, cioè che danno un contributo fondamentale, ed è grazie a loro, grazie alla loro abnegazione, grazie alla loro convinzione così pedagogica di questi momenti qua, cioè che si riesce insomma a organizzare e avere un risultato così positivo come oggi. Siamo ancora qui a bordo campo nella giornata dell'inclusione. Da Oristano c'è Marco Frau alla mia sinistra, alla mia destra. Oggi mi avvalgo della valletta, come tutti ovviamente i giornalisti importanti. Ho una spalla e c'è Laura con un bellissimo sorriso che
mi fa compagnia mentre intervistiamo Marco. Marco, innanzitutto dimmi se ti sei divertito a fare i percorsi oggi all'inizio della manifestazione. Sì, sono divertito, è bello fare qualcosa nella vita, a imparare le cose belle nella vita, a divertirsi. Ascolta, ma ti ho visto in difficoltà nella capriola, è vero? No, non posso capire perché sono rotolato questa materassino lì, poi ho fatto un paio di 2 tiretti di quelle porte piccoline. Hai fatto gol? Esatto. Quello era l'obiettivo. Quello l'obiettivo è fare il gol e imparare a giocare. Quanto vi divertite? Tantissimo ci divertiamo perché ci divertiamo molto, ci alleniamo, facciamo tantissime attività belle, tante cose facciamo. Fai tanti sport. Qual è quello più complicato secondo te? Nel senso, dove non sei proprio fortissimo? Dai. Io sono fortissimo dappertutto, vado in palestra, mi alleno, poi c'è sport, esco. Quindi a posto. Esatto, e basta. Ascolta, puoi salutare i nostri amici di Diretta Sport e ovviamente gli amici della Special Olympics. Salutiamo a tutti, ringraziamo a tutti. Questo sport è più bello e vivere meglio la nostra vita. Fa bene essere un po' sportivi nella vita. Le chiedo da docente come si prepara una giornata come questa, nel senso i ragazzi che poi sono venuti a partecipare a questa manifestazione ovviamente avranno saputo oggi andiamo a fare una manifestazione un po' diversa. Sì, i ragazzi noi li abbiamo coinvolti appunto spiegando loro che questa è una festa, dell'inclusione, quindi tutti i ragazzi, ripeto, anche quelli magari un po' in difficoltà hanno avuto l'occasione di partecipare a una manifestazione al di fuori dalla scuola, senza pensare per un giorno ai compiti, alle interrogazioni eccetera, ma pensare allo sport, che per loro penso che sia anche una ragione di vita, insomma. La giornata con tanti bambini, tanti ragazzi che voi seguite giorno dopo giorno, si sente un po' di tutto in giro per le scuole, ne abbiamo già parlato in precedenza, non ci vorrei neanche tornare su, parliamo di bullismo, parliamo di tante situazioni che poi fanno più notizia rispetto al lavoro di tutti i giorni che una docente, che una mamma probabilmente deve fare dentro la scuola, nell'orario di lezione, quando rientra a casa, tra le proprie mura. Sì, infatti, ma dovrebbero esserci molte occasioni come queste, perché comunque i ragazzi sono tanti e magari non riusciamo neanche a portare tutti. E secondo me lo sport, oltretutto, è una di quelle discipline dove magari l'inclusione riesce anche più facilmente, perché soprattutto essere fuori da quello che è poi l'istituto scolastico sé per sé, cioè le 4 mura della scuola. Le chiedo una battuta, può rispondermi o non rispondermi? Gli istituti oggi come oggi vi aiutano per preparare, gli istituti intesi come scuole ovviamente, vi danno gli strumenti necessari per fare le attività, svolgere le attività. Prima si andava a scuola, molto spesso si faceva atletica più che qualsiasi altra cosa perché bastava uno spazio aperto, magari le palestre non erano dotatissime. Adesso invece penso che siano cambiati i tempi anche per voi. Sì, i tempi sicuramente sono cambiati, l'istituto aiuta, poi c'è ancora tanto da fare perché il mondo della disabilità comunque è ancora un mondo dove ha tanto ancora da fare, ci vuole tanta collaborazione da parte di tanti enti, non solo della scuola.